Tanto buona domenica a tutti, benvenuti, bentrovati, un saluto a tutti quelli che sono a casa. Oggi cercheremo di andare anche veloci perché è domenica, immagino che i giornalisti abbiano anche altro da fare. E quindi inizierei subito col bollettino, in maniera molto veloce. I tamponi sono 378.509, vi faccio notare che sono 7.000 tamponi anche durante le festività, i giorni di festa al giorno. Peraltro stamattina nella videoconferenza che abbiamo fatto è confermata ormai la chiusura del secondo giro nelle case di riposo, lavoratori, e si continua, quindi si è stabilizzato il fatto che si fanno tutti i giorni i tamponi e abbiamo un obiettivo di chiudere i giri nel giro mediamente di 15-20 giorni al massimo, quindi si fa questo monitoraggio. Persone in isolamento sono 6.830, sono 335 in meno rispetto a ieri, quindi sta scendendo drasticamente. Poi qua c'è anche l'assessore Bottacini e l'avvocato Botteon che salutiamo. Il numero dei positivi sono 18.318, sono 74 in più. Ovvio che noi stiamo facendo un'azione chirurgica nel cercare di scovare i positivi. I ricoverati 1058, 12 in meno. Le terapie intensive, eccolo qui, 103, meno 5. Festeggeremo quando scendiamo sotto le 100. I dimessi 2694 più 24. I morti sono 1184, sono più 14, e 1184 il totale quanto è? 1516 è il totale, quindi se volete il numero totale dei morti siamo a 1516. I nati 68. Io non capisco perché sabato e domenica andasse meno gente, proprio non riuscirò mai a spiegarmelo. Bene. Programmati. Ah, perché sono programmati evidentemente, no? Bravo. Visto che serve l'ingegnere, ho sempre detto che serve l'ingegnere. Perché gli ingegneri? Programmano. No, non vivono ma funzionano. Prima o dopo mi arriva una denuncia degli ingegneri, sono sicuro. No, non credo. Boh, no, salutiamo fra l'altro gli ingegneri che sono una delle colonne portanti della nostra società. Questi sono i dati. Io vi dico solo che abbiamo pronta l'ordinanza, nel senso che è preparata l'ordinanza che oggi presento. Partiamo da questi due dati, li vedete bene? Fate pure una foto, perché nel giro di 7-10 giorni vedremo se saremo stati bravi a far scendere i ricoveri e a far scendere le terapie intensive. Cioè fra 10 giorni questo potrebbe già essere un indicatore che si muove, e questo ancora prima. Questi sono i due dati sui quali ci confronteremo, al di là di tutti gli algoritmi, tutte le storie, gli scienziati, tutte le elaborazioni, tutte le robe di fino. Questi sono i due dati. Sono pratico, no? Ve l'ho detto ieri. Per carità, possiamo discutere ore sui calcoli statici di un edificio, ma alla fine se a crepe ci sono infiltrazioni, sappiamo che i calcoli sono stati fatti male. Per evitare che questi due dati salgano, è fondamentale l'impegno di tutti. Non spetta a me a fare l'educatore, però spetta a noi occuparsi di sanità. Stiamo parlando di sanità pubblica e stiamo parlando di un virus che non colpisce la persona e quindi non rientra nelle scelte individuali prendersi il virus oppure no, ma purtroppo colpisce la collettività. È un virus che ha un'alta contagiosità e quindi nessuno di noi si può permettere di dire ma io esco senza mascherina perché tanto la vita è mia. No, la vita è tua, è la tua, ma quella degli altri non è tua. Mi sono arrivate un sacco di segnalazioni, lo sapete, e le segnalazioni vanno nella direzione che magari alcuni ancora non portano la mascherina, alcuni ancora pensano che
sia tutto finito, e io penso che sia fondamentale che non passi un principio che per colpa di qualcuno non si fa più credito a nessuno. Era il mio calzolaio, vecchio calzolaio, che aveva sto cartello, no? Per colpa di qualcuno non si fa più credito a nessuno. E io mi ricordo, la vedevo da bambino, sta scritta, e questo mi è rimasto impresso, no? Che è il senso del bene comune, no? Per colpa di qualcuno che non pensa al bene comune non si fa più credito a nessuno. Quindi vi dico che l'ordinanza va nella direzione della volontà non di essere coercitivi, ma di tutelare la salute dei cittadini. E questo è un obbligo di legge che noi abbiamo, Lo dico anche nel rispetto delle migliaia, guardate, sto pesando le parole, delle migliaia di ragazzi che ci hanno scritto in queste ore. Si è rovesciato il mondo, no? Cioè, l'immaginario collettivo è che l'adulto è persona responsabile e il ragazzo un po' più puledro, no? Sgroppa un po' di più. No, si è rovesciato il mondo. Noi abbiamo i ragazzi che scrivono su Instagram dicendo che c'è gente in giro senza mascherina o che se la mette al collo o col naso scoperto, e che si lamentano del fatto che non si rispettino le regole. Penso che sia straordinario, no? I ragazzi sono le nostre prime sentinelle nel territorio e quindi io li ringrazio tutti. E come si dice, no? Una volta abbiamo iniziato a fare la raccolta differenziata perché hanno iniziato i bimbi a dire ai genitori differenzia, perché a scuola mi hanno detto così. E quindi io faccio appello ai ragazzi che lo dicano agli adulti cosa si deve fare, perché l'incoscienza e l'irresponsabilità di pochissimi va a ripercuotersi sulla libertà di tutti. Ragazzi, se questi due numeri aumentano in maniera importante, finisce che ci tocca riapplicare le restrizioni, ci siamo capiti, no? Se questi due numeri aumentano in maniera importante, non in maniera, diciamo, fisiologica, ma importante, perché un po' di ripresa ce l'aspettiamo anche, ma se aumentano in maniera importante vuol dire che si torna, come al gioco dell'oca, alla casella di partenza. E sarebbe una tragedia, perché stiamo discutendo di salvare gli ultimi lembi di attività commerciali, di parrucchiere, di barbieri, di spettacoli viaggianti, ristoranti, bar, insomma tutti quelli che non riescono ad aprire subito, e qualcuno rischia di mettere a repentaglio il lavoro di una comunità perché decide di non girare con la mascherina. Allora, ecco l'ordinanza. Allora, l'ordinanza ve lo dico subito, non vorrei che qualcuno poi dicesse ma ci sono delle robe scritte in DPCM, ma questa la sapevamo già. Abbiamo cercato di fare un'ordinanza come fanno i veneti, per titoli, quindi per titoli vuol dire che è facilmente consultabile, distanziamento, l'uscita di casa, cercando anche di mettere un po' in ordine le diverse, non abbiamo la presunzione di farlo per tutte, ma le diverse FAC, quesiti che potrebbero esserci, li trovate in ordinanza. Abbiamo anche visto un po' le FAC, è un'ordinanza che non è in contrapposizione con le scelte nazionali, perché ogni volta che dico una roba c'è sempre la volontà di trovare. Io non ho nessuna voglia di far casino con nessuno, io ho solo un obiettivo: tutelare la salute dei veneti e fare in modo che questa regione diventi sempre più grande, importante, e che sia sempre, come si può dire, centrale nella discussione a livello nazionale e internazionale. Punto. I miei confini sono come quelli del DPCM, quelli regionali. Bon. Allora, abbiamo cercato di mettere in fila, valutando delle FAC del governo alle quali ha dato risposta, valutando le ordinanze che sono in linea con il dettame nazionale, e voglio anche dire che ho apprezzato che si sia riconosciuto che le ordinanze sono in linea, nel senso che andiamo verso un rinnovo dell'ordinanza con alcune, diciamo, spiegazioni ulteriori. Ve la leggo così ci mettiamo meno. Vi dico i titoli: spostamenti nel territorio regionale, questo è proprio un titolo. Le visite ai congiunti sono ammesse in tutto il territorio regionale. Se riguardanti il coniuge, perdonatemi, le leggo perché i cittadini mi chiedono di poter avere spiegazione. Quindi si può andare dai congiunti. Chi sono i congiunti? Il coniuge, cioè il marito o la moglie, il partner convivente, quindi il compagno o la compagna, il partner delle unioni civili, le persone che sono legate da uno stabile legame affettivo, i morosi, i parenti fino al 6° grado, cioè tutto il paese praticamente,
come per esempio i figli dei cugini tra loro. I figli dei cugini tra loro, cioè vuol dire i secondi cugini tra loro possono essere legame stabile e quindi di parentela tale per cui si può andare a fare visita in tutto il territorio regionale. E gli affini al quarto grado, per esempio i cugini del coniuge. C'è scritto in ordinanza che pubblichiamo e uno poi va a farsi tutto il suo albero genealogico, ma insomma diciamo che è ampio spettro. Distanziamento, altro tema. Il distanziamento non si applica tra persone conviventi. Cioè, ho voluto far stendere, l'avvocato Botterone è stato giusto interprete, del fatto che sia una chiara questa ordinanza. A che distanza devo stare da una persona? 1 metro, 2 metri se fai attività fisica, poi c'è scritto, ma comunque tra conviventi non esiste problema perché il convivente rappresenta un unicum, no, dal punto di vista sanitario. Uno ammalato, tutti sono ammalati, cioè purtroppo funziona così, se stiamo parlando di malattie infettive. Misure di prevenzione generali, qua c'è generale, generali, perché è scritto generale, nell'intero territorio regionale. Questo è un altro titolo. In tutti i casi di uscita dalla proprietà privata, questo è uno degli articoli cruciali dell'ordinanza, in tutti i casi dell'uscita dalla proprietà privata, cioè quando vado fuori di casa, tradotta in pratico, è obbligatorio l'uso della mascherina o altro strumento di copertura di naso e bocca, di guanti o liquido igienizzante, cioè uno si disinfetta le mani. Non sono soggetti all'obbligo di utilizzo di mascherina o altro strumento di copertura naso e bocca i bambini al di sotto dei 6 anni e i soggetti con forme di disabilità. Attenzione, per coloro che svolgono attività motoria intensa non è obbligatorio l'uso della mascherina, cioè la corsa, perché vanno in ipossia, ne tocca andare a togliere con l'ambulanza. O copertura durante l'attività intensa, salvo l'obbligo di utilizzo alla fine dell'attività stessa. Allora vuol dire che di casa si esce con la mascherina. A me spiace usare questa parola che non mi piace, mi dà l'allergia che è l'obbligo, però io ho il dovere, non solo giuridico, ma soprattutto morale, di fare in modo che tutti noi rispettiamo le regole, ma non mettiamo a repentaglio la salute altrui. Se mi arrivano decine di messaggi di ragazzi che mi dicono, e foto, soprattutto foto, gente tranquilla che va al mercato senza mascherina o se la mette appesa a un orecchio perché tanto deve far vedere che ha la mascherina, no. Ovviamente la mascherina è obbligo fuori casa, per capirci, non hanno l'obbligo i 6 anni, fino ai 6 anni e ovviamente coloro che hanno disabilità o motivazioni particolari per cui non possono portarla, di natura clinica. Se vai a correre non hai l'obbligo di mettertela, ma appena dalla corsa passi al passo te la metti. Punto. Punto. Sulla mascherina vi ripeto il mantra, l'1,3% dei 10.000 medici della sanità veneta si è infettato, ma loro erano al fronte e sono al fronte. Quindi vuol dire che la mascherina serve e ci sono fior di pubblicazioni scientifiche che dicono che serve. A questo punto se uno non la porta vuol dire che pensa che sia un complotto quello del coronavirus. Se allora pensate che è un complotto, organizzo le visite alle terapie intensive. Allora vedete che complotto è. Abbiamo 1516 morti e ne abbiamo ancora 103, 107 in terapia intensiva. Attività motoria e sportiva nel territorio regionale. È consentito lo svolgimento individuale o con componenti del nucleo familiare. Abbiamo detto che l'individualità casca se sono componenti del nucleo familiare, quindi ricordiamoci, da soli sempre, a meno che non siano componenti del nucleo conviventi. Di attività sportiva motoria quali a titolo semplificativo e non esaustivo, camminata, corsa, ciclismo, tiro con l'arco, equitazione, tennis, golf, pesca sportiva, canottaggio, eccetera, eccetera, eccetera. Vuol dire che tutte queste attività che sono individuali, di fatto, si possono fare.
Al fine di svolgere l'attività motoria, ecco l'altro passaggio, o sportiva di cui sopra, è consentito spostarsi con mezzi pubblici o privati per raggiungere il luogo individuato. Se uno fa arrampicata da solo, ciappa la macchina, va sotto la montagna e va su per le rocce, nei limiti del territorio regionale, sempre il confine regionale. Noi allora sappiamo che all'interno del confine regionale possiamo fare molte cose, quasi tutto, ma fuori no. È consentita l'attività motoria anche dell'addestramento degli animali, quindi chi ha il tema del cane da addestrare o altre attività può ovviamente, o il cavallo, se qualcuno ha il cavallo da addestrarlo, può fare all'aperto. Punto 5. Attività agonistiche e impianti sportivi. Questo è un punto importante, anche questo, lo sono anche gli altri, ma questo dà risposte a molti. È consentita la pratica motoria o sportiva individuale nel rispetto del distanziamento di almeno 2 metri per gli atleti professionisti o non professionisti di sport individuali o non individuali in funzione dell'allenamento agonistico anche presso impianti sportivi al chiuso o all'aperto, ma in ogni caso a porte chiuse, incluse le piscine. Cosa vuol dire? Mi permetto di fare un esempio e non me ne vorrà. Se Francesca Pellegrini deve allenarsi, scusate, se Federica Pellegrini deve allenarsi, può farlo e possono farlo tutti coloro che hanno necessità per agonismo, che sia professionale o no, di allenarsi piuttosto che in piscina, senza ovviamente avere assembramenti, con ovviamente la modalità dell'individualità, o piuttosto che una squadra di calcio. Giustamente l'esempio estremo è questo: se Ronaldo è obbligato ad andare a allenarsi nel parco, è inevitabile che perderà più tempo a fare autografi che allenarsi, no? E quindi si è detto: riapriamo questi impianti, facciamoli utilizzare da coloro che fanno agonismo a porte chiuse, ma comunque si possano iniziare tipo il canestro o altre attività. Quindi sono tutto il tema degli allenamenti. E spostamento verso le seconde case e altri beni immobili. Fondamentalmente diciamo che è consentito lo spostamento verso e dalla seconda casa o presso camper, roulotte, imbarcazioni, velivoli, veicoli d'epoca o da competizione in proprietà o in locazione nel territorio regionale al fine dello svolgimento dell'attività di manutenzione da parte del proprietario o del locatario. Se devi fare manutenzioni alla tua seconda casa piuttosto che al camper, la macchina o altre robe, lo puoi fare se sei proprietario o locatario. Uno ha, che so, un'auto a noleggio che la deve manutentare perché va a farsi sfilate delle auto d'epoca o per altri motivi, lo può fare. Parchi, giardini e ville, sono aperti parchi e giardini e ville anche di quelle pubbliche. Chiusure festive ed esercizi commerciali. Qua magari andiamo veloci, confermiamo che è disposta la chiusura nei giorni festivi degli esercizi commerciali di vendita di generi alimentari, apparecchi di elettronici, telefonici, di elettrodomestici, ferramenta, illuminazione, fotografia, salva la vendita a domicilio per asporto, cioè la lavatrice di domenica non vai a comprartela, ma se c'è qualcuno te la porta a casa puoi acquistarla. Modalità di accesso agli esercizi commerciali e misure precauzionali. Sono quelle che conoscete. L'accesso agli esercizi commerciali avviene ad opera di un componente di ciascun nucleo familiare, quindi si va da soli a fare la spesa, per capirci, salvo accompagnamento di minori o di persone non autosufficienti. Se uno c'ha il bimbo a casa, si porta il bimbo appresso e va a fare la spesa. Negli esercizi commerciali di servizio si applicano disposizioni di cui all'allegato. Abbiamo un allegato che è quello che conoscete, il distanziamento sociale, la mascherina, i guanti, il gel, tutte le cose che conosciamo. Quindi chi non ha la mascherina e non ha i dispositivi non entra nel supermercato o nel negozio. Modalità, commercio con consegna a domicilio. Evito di tirarla lunga e vi dico, è sempre ammesso il commercio con consegna a domicilio. Sapete che tutte le attività, anche quelle chiuse, possono comunque fare consegna a domicilio, cioè il negozio di abbigliamento non è aperto ma può consegnare il maglione o la camicia o l'indumento a domicilio relativamente alle attività sospese, con garanzia di distanziamento personale
uso almeno di mascherina e guanti. L'almeno vuol dire che se uno vuole fare anche di più lo può fare. 11. Vendita di cibo a domicilio. È ammessa la vendita di cibo con consegna a domicilio con rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto e con obbligo di uso per l'operatore di almeno mascherina e guanti. Vendita di cibo da asporto, confermiamo anche questa, è consentita la vendita di cibo da asporto. La vendita per asporto sarà effettuata previa ordinazione online o telefonica, è quello che sapete, garantendo che gli ingressi per il ritiro dei prodotti ordinati avvengano dilazionati nel tempo e comunque negli spazi esterni anche di attesa, nel rispetto del distanziamento di 1 metro tra avventori e con uso da parte degli stessi di mascherina e guanti o garantendo l'igiene delle mani con idoneo prodotto igienizzante e consentendo nell'eventuale locale interno la presenza di un cliente alla volta, cioè uno alla volta entra a prendersi il cartone di pizza e poi fuori. Per il tempo strettamente necessario la consegna e il pagamento, non è che stai lì a bisbocciare, a raccontare degli ultimi 2 mesi di quarantena che hai fatto. Gestore e addetti devono essere sempre muniti di mascherine e guanti, rimane sospesa ogni forma di consumo sul posto e nelle vicinanze ed è confermata la possibilità di consegna a domicilio. È comunque ammesso l'acquisto di cibo rimanendo all'interno, ed è comunque ammesso l'acquisto di cibo rimanendo all'interno del veicolo presso le strutture dedicate senza uscita di passeggeri, cioè McDrive per capirci, no? E questo lo facciamo sempre per l'ottica che domani ci saranno 1.200.000 lavoratori, molti dei quali avranno necessità di mangiare un panino, di mangiare qualcosa a pranzo o a cena ed è giusto che sia questo. C'è un refuso, scusami avvocato. Sospeso ogni forma di consumo sul posto e confermata la possibilità di consegna a domicilio. È un refuso, e però va bene lo stesso. 13. Uso dei veicoli privati con passeggeri, perché il TPL lo deleghiamo tutto a un'altra ordinanza che ho firmato oggi, che è quello del metro, di distanziamento, di tutta la mascherina nel TPL, e quindi al trasporto pubblico locale si va in treno e in autobus, per dirla breve, con la mascherina, con i guanti se si hanno, se no ci si disinfetta le mani, e poi c'è il distanziamento sociale, quindi in metro, quindi vuol dire gli autobus in teoria dovrebbero caricare 1/3 di quello che caricano ad oggi e i treni metà dei passeggeri. L'uso dei veicoli privati, cioè la tua auto, allora se ci carichi il tuo nucleo, i tuoi conviventi, è come fossi in casa, non cambia nulla. Se invece ci carichi, vi faccio sintesi senza leggervelo tutto, dei conoscenti, degli amici o qualcun altro, allora se è un'auto che va con dei lavoratori deve applicare le regole previste nell'accordo per i lavoratori. Se è un'uscita per diletto o per altre motivazioni, accade che se non sono conviventi o c'è il metro di distanza in auto, che è difficile da programmare, oppure la mascherina. Quindi i componenti in auto devono avere la mascherina, l'igienizzazione delle mani, i guanti, solite robe. Vuol dire che se vi fermano, perché poi i cittadini ci fanno queste domande, e vi dicono, beh siete in 4 in auto, e vi dico, chi sono? Sono tutti i miei conviventi, mamma, papà, figlio. Ok, andate, anche se non avete la mascherina. Se invece i 4 non sono conviventi, o sono distanziati, cioè non possono essere in 4, deve essere un pulmino, oppure devono avere la mascherina, se no è verbale e sono 400 euro. 14ª misura, misure precauzionali in ambienti di lavoro. Noi applichiamo tutti, e sono in allegato, tutto l'accordo nazionale, con i rispettivi accordi. Distributori automatici vado veloce, sono autorizzati tutti, quindi distributori automatici non hanno più distinzione, sono autorizzati. Vi ricordate che abbiamo chiuso con la modalità restrittiva i distributori automatici per evitare che di notte magari si creassero dei micro assembramenti. 16. Mercati e commercio senza posto fisso. Qui si conferma la misura, che è quella del mercato per l'alimentare, e ovviamente piante e bimbi, diciamo il banco per l'abbigliamento per bimbi,
Ovviamente un ingresso e un'uscita, la perimetrazione del mercato, guanti e mascherina per i venditori, guanti e mascherina o gel igienizzante o altro modo per coprire naso e bocca da parte dei compratori, dei clienti. Un ingresso e un'uscita alla vigilanza. Punto 17, vendita in forma ambulante. La vendita di generi alimentari da parte dei venditori ambulanti, se si svolge nel rispetto delle disposizioni comunali e dell'obbligo del distanziamento di 1 metro con l'utilizzo di mascherina o copertura naso-bocca, quindi vuol dire che il furgoncino che vende i gelati nell'incrocio del paese deve avere tutte le norme igieniche che sono mascherina, guanti, distanziamento sociale, niente assembramenti davanti alla vetrina dei gelati e così via. Navigazione, è consentita la navigazione, quindi qualsiasi tipo di navigazione, fatte salve disposizioni restrittive delle autorità competenti sul demanio marittimo. Questo per ovvi motivi, perché noi non sappiamo quali siano le restrizioni e dove. Cimiteri e riti funebri. È consentito l'accesso ai cimiteri nel territorio regionale. Vi ricordate che questa era la nostra vecchia ordinanza? Sono consentite le cerimonie funebri con l'esclusiva partecipazione dei congiunti e comunque fino a un massimo di 15 persone, con funzione da svolgersi preferibilmente all'aperto, indossando protezioni delle vie respiratorie, vabbè, soliti discorsi, e il metro di distanza, preferibilmente all'aperto, perché se piove uno la fa in chiesa, cioè mi sembra logico questo, no? Cioè la fa in un luogo deputato, se è cattolico la farà in chiesa, e se è di altre confessioni religiose la farà dove ritiene opportuno di farla, cioè non è che se piove uno è costretto da sotto la pioggia, perché poi c'è anche chi le leggi le rispetta e comincia a dire oggi piove, cosa faccio? Boh. Biblioteche. È consentita l'apertura di biblioteche pubbliche e private per la sola attività di prestito, assicurando che la consegna e la restituzione dei volumi avvenga con modalità idonee da evitare qualsiasi rischio di contagio. Quindi i temi che conosciamo già. Aree verdi e naturali, si confermano le manutenzioni nelle aree verdi e naturali tipo spiagge o aree diciamo di pregio ambientale, come prevedevamo già prima. Orti, terreni agricoli e boschi. È ammesso lo spostamento anche fuori dal comune, presso orti, anche sociali e comunali, terreni agricoli e boschi per l'attività di coltivazione a fini di autoconsumo da parte dei proprietari ed aventi altro titolo, quindi locatari ad esempio, coloro che hanno un pezzo di terra in affitto. Allora, questa ordinanza è applicata su tutto il territorio regionale, è valida fino al giorno 17 di maggio, quindi con la scadenza del DPCM, e ricordo che le contravvenzioni vanno a dare corpo al versamento al fondo per la sanità del Veneto per la lotta al coronavirus. Prego, se avete domande. Guardate, è considerata firmata e comunque parte dalle ore 24, perché l'altra resta dalle ore 24, decade l'altra e c'è questa. A me interessa risottolinearvi, perché non voglio vedere articoli dissonanti, che è assolutamente in linea con i dettati del DPCM, non è nessuna prova muscolare ma è un dato di fatto. Abbiamo cercato, adesso non ci si impressioni perché sono 17 punti in ordinanza, ma sostanzialmente sono la ripresa di alcuni punti che avevamo già nella vecchia ordinanza, in messa diciamo a regime di punti del DPCM che danno vita un po' a una ordinanza vademecum, per capirci, no? Sono, diciamo, è kit di sopravvivenza per il cittadino questa ordinanza. Già leggendola uno ha il 90% delle informazioni che gradirebbe avere, e quindi abbiamo voluto dare anche, come si può dire, siccome abbiamo visto che l'ordinanza gira nei WhatsApp eccetera, uno legge questa ordinanza che abbiamo scritto in maniera comprensibile, avete sentito i testi, dice boh, devo andare fuori a casa, quali sono i motivi? Vede, spostamenti, li vede subito. E forse si dovrebbero scrivere così le leggi, ma ancora non si scrivono così. Domande? Allora, scusate colleghi, visto che ci sarà una marea di domande. Ma che marea di domande? Io Non incentivarle. È facile prevederlo. Direi se concentrate tutto in un solo intervento, perché sennò tocca fare 4 giri. Filippo me ne ha già battuto sulla spalla.
C'era Zenaro. Vai pure Filippo. Buongiorno Presidente. Ciao. Siccome oggi è prevedibile che sarà dato molto spazio anche ai provvedimenti nazionali visto di domani, questa è una nuova ordinanza regionale, per aiutare i cittadini a capire qual è lo specifico di questa ordinanza regionale rispetto a quello che ascolteranno magari in più sul piano dei provvedimenti del governo, cioè cos'è che in Veneto si potrà fare o non fare rispetto alle disposizioni nazionali. Parliamo di piccoli allentamenti o di piccole restrizioni? Ma guardate, le restrizioni sono l'uso della mascherina, i negozi chiusi la domenica. Allora, mascherina, restrizione. A me spiace anche chiamarlo obbligo, cioè se vai dal medico ti dà dei medicinali, no? Non è che è una restrizione, ti salvano la vita. Non capisco per quale motivo pochi, perché sono pochi onestamente, vedono la mascherina come un atto coercitivo, l'abuso di potere. Ho letto di un sacco di belle robe. Se fosse un virus che te lo prendi e ti sistema e non vai in giro, io dico fai a meno di usare la mascherina, puoi morire, è una scelta tua, siamo in un paese libero, ma qui c'è un problema anche di impegno e responsabilità collettiva. Quindi le mascherine noi le abbiamo applicate in maniera più, diciamo, importante, quindi l'uso della mascherina. I negozi chiusi la domenica cerchiamo di dare anche modo di fare in modo che ci sia sto polmone, no? Sta valvola di sfogo di abbassare la tensione un giorno alla settimana. Questa è la visione, no? Quasi tutto chiuso ci permette un giorno non dico di quarantena, perché poi si può andare a passeggiare, a trovare i congiunti, andare al cimitero, andare a un sacco di posti, però pensare che le attività che chiudiamo comunque frenano i centri commerciali, i luoghi di aggregazione importanti che ci preoccupano, noi lo manteniamo questo, finché possiamo lo manteniamo. E poi che altre coercizioni, cioè restringimenti c'è? Niente, cosa c'è? C'è una prenotazione per lo sport? Perché Ah sì, sulla sport noi siamo molto fiscali, nel senso che si fa la prenotazione, si esce da soli, si consuma a casa, insomma la sport è applicato come norma un po' da tutte le regioni e anche dal governo. Diciamo che noi lo abbiamo visto in maniera molto più, diciamo, codificata, per evitare che a 1 metro dalla pizzeria ci sia la panchina e magari ci comincino a esserci microassembramenti di chi mangia, di chi beve o quant'altro. Non è che sono un delitto gli assembramenti, ma il virus gode negli assembramenti perché si diffonde. E poi abbiamo il tema dell'attività sportiva che abbiamo recepito, insomma l'attività sportiva c'è tutta. Avevo una domanda secondaria, non è proprio Prego. il testo dell'ordinanza, però è molto legata. Tu dicevi ci aspettiamo una qualche ripresa fisiologica del virus. Ma sentite, escono 1.200.000 cittadini. Appunto. E siccome hai a fianco il mago di modelli matematici, Lui sa tutto di questo. c'è una previsione entro la quale si potrebbe dire vabbè, questo è un momento fisiologico legato all'emissione, non c'è? Ci stiamo lavorando, guardi, l'assessore Bottacci ci sta lavorando, no, però sappiamo temporalmente sì, a 7 giorni, 7-10 giorni i ricoverati, se è stato gestita male questa fase, i ricoverati aumenteranno in maniera importante, punto. Come sono calati in maniera importante, aumenteranno in maniera importante. Non si dica poi che è colpa di Tizio, di Caio, di Pantalone, cioè qua è colpa di tutti. Se portiamo la mascherina gli diamo una stretta finale, se non la portiamo pazienza, vorrà dire che quella comunità ha deciso, o meglio, per colpa di pochi molti si ammaleranno. Grazie. Allora io vado da sinistra verso destra. Allora, scusa Massimo, così facciamo Gatto di Sky TG24, poi TGR, poi Fois, poi Emiliano e poi Antonella Prigioni, poi passo ai giornali. Ciao Gianfranco. Buongiorno Presidente, non solo un chiarimento di natura tecnica per quanto riguarda la navigazione, cioè parliamo di acque Interne, sì, di acque, mare e acque interne. senza limiti se non previsti dall'autorità competente. Le restrizioni tipo le capitanerie, che so, cioè c'è una scelta della capitaneria di non farle circolare, che so, in laguna, piuttosto dico delle cretinate, nel senso che faccio degli esempi che non hanno forse neanche senso.
Però dico, se ci sono delle ordinanze delle capitanerie per i più disparati motivi, noi però, ecco, questa ad esempio, lo chiedevo prima a Filippo, è una norma tipica sartoriale che può andare bene solo al Veneto, cioè che il Veneto, cioè, capite che il DPCM non prevede proprio il tema della navigazione, ma da noi è come togliere le biciclette in Olanda, insomma ragazzi, cioè da noi la navigazione la si fa nei fiumi, Venezia vive di navigazione, i ragazzi si spostano, cioè ci si sposta con l'imbarcazione per andare a fare la spesa o quant'altro, quindi va pensata anche sta roba. Sempre una curiosità, tante che arrivano, le autoscuole, nessuno ne parla. Delle autoscuole ci hanno anche scritto, però al momento è il codice Ateco, no? No, sono codici Ateco chiusi, quindi l'attività didattica può essere fatta a distanza. E per il resto invece il codice Ateco chiuso. Codice Ateco chiuso, però possono fare l'attività di... prego. Dipende dal codice Ateco che prevede chiuso, però possono fare l'attività didattica a distanza, cioè come le scuole, come tutte le scuole. Grazie. Bene, altri? Poi Massimo. Presidente, una cosa, allora, lei ha centrato la sua attenzione sui ragazzi che sono stati bravi, eccetera. Ecco, i ragazzi, più che il cugino del sesto grado, hanno esigenze con amici che non possono... Morose e morose si chiamano. No, anche il cerchio, diciamo, degli Morose e morose. e basta. Devono averne tanti, insomma. Guarda che non sia la storia di quello della cadena da saltare, eh? Te la ricordi? Quello che non riesce ad andare in spiaggia perché c'è una catena. Sì, no, ho capito. Comunque sì, insomma, nel senso che loro, le esigenze dei giovani. Poi un'altra Cioè cosa- sanno che devono andare dal moroso o dall'amoroso, Affetti. dagli affetti. Per quanto riguarda invece il più generale, oggi leggevo sui giornali che il governo non ammette di andare verso le seconde case, o sbaglio? Ma per manutenzione infatti no, attenzione, non ci si dorme dentro, no, è chiaro, una persona, no, è scritto, io l'ho letto velocemente, uscita individuale solo per andare per finalità di manutenzione o vigilanza, cioè capite che non possiamo dire a un cittadino che ha una proprietà... Non può neanche andare in montagna perché non vuole andare in No. E l'ultima cosa, forse non ho capito io, le macchine, gli autoveicoli, allora ci si muove per lavoro o per necessità mediche, giusto? Per quanto riguarda il lavoro io posso andare in 4 a lavorare Rispettando le norme dell'accordo fatto con i sindacati, Cioè? è come fosse fabbrica, all'interno della macchina non come c'è più fosse... il metro di distanza, ma c'è la mascherina e basta. Ok, ho capito, grazie. Poi avete bene Antenna 3. Buongiorno Presidente. Ciao. La prima domanda che devo farle è sui mercatini, forse non ho capito bene, i mercatini a chilometro zero, quelli di Campagna Sì. Amica che si fanno la domenica, questi riprenderanno... Vendono cibo, devono essere perimetrati, un ingresso e un'uscita, quindi banalmente una cordella di nastro di quello bianco e rosso, tanto per quello da cantieri, proprio per andare nella banalità, a voi si può fare molto di più, transenne, pannelli, artisti, di tutto. Nastro, un ingresso con la vigilanza e un'uscita, quindi si entra da una parte e si esce dall'altra, chi entra deve avere mascherina, guanti oppure aver igienizzato le mani, Anche la domenica potranno essere aperti. tutti i giorni, Anche se... perché sono mercati. Il Presidente lei ha sempre detto, e l'ha ribadito anche adesso, che bisogna seguire le regole tutti assieme per uscire da questa situazione, poi però ha anche detto che bisogna stare attenti a non esagerare. Io vorrei tornare sull'episodio che si è verificato a Jesolo perché ha creato veramente molte Che è successo? reazioni. E la multa per il caffè, la multa di 400 euro. E persino il sindaco di Jesolo, Valerio Zoggia, ieri ai nostri microfoni ha detto che lui non è d'accordo con questa multa, anche perché bere il caffè è un'operazione che si consuma in pochissimi secondi, per cui questa persona se l'avesse in mano vuoto o pieno, il bicchiere non faceva nessuna differenza. Guarda, siccome io ieri, vi ricordate, ho fatto appello a questo, me l'avete anche chiesto, e giustamente me lo ricordavo, l'ho vista stamattina, c'è un circolare del Ministero degli Interni di questa mattina che dice ok, intervenire con forza negli assembramenti, però utilizzare il buon senso, questo dice il Ministro degli Interni, penso che siamo in linea, nel senso che 400 euro per un caffè, secondo me vale di più il ruolo, diciamo, informativo
e di sensibilizzazione che elevare una multa di 400 euro. Guardate, dobbiamo essere comunità, siamo una comunità, cosa volete che vi dica? Io se avessi avuto il blocchetto di verbali non l'avrei fatta, qualcuno di voi avrebbe fatto una multa di 400 euro per un caffè. Adesso con tutto rispetto per chi lavora e per rispetto delle leggi, ma non siamo in un momento di pace, siamo in un momento di guerra. Non è che possiamo in guerra chiedere la certificazione 626 a quello che guida il carro armato, dai. Emiliano. Buongiorno Presidente, mi colpisce il dato dei oltre 4 milioni che domani in Italia riprenderanno a lavorare. 1.200.000 e passamini sono del Veneto, è un dato veramente importante. I veneti lavorano. Questo è frutto un pochino di tutto quello che è stato realizzato fino adesso, quindi le varie sperimentazioni all'interno delle aziende, certo. Tutto questo, perché è veramente tanto alto come dato in confronto alla nazione. No, allora, il 1,2 milioni va al lavoro in virtù del fatto che il DPCM prevede le aperture, cioè prevede che parecchie filiere, oltre ai codici Ateco, oltre alle deroghe, oltre a quello che è accaduto, di fatto diventino operative. Quindi domani noi ci aspettiamo più traffico ancora in strada, si tornerà alla quasi normalità di traffico. Se voi pensate, poche realtà saranno escluse, no? Ma sono importanti, cioè, dal punto di vista industriale di fatto ci sono tutte, di fatto o di diritto. Dall'altro abbiamo gli esercizi commerciali che pesano sulla viabilità, ma la viabilità importante industriale è tutta ripristinata. La Fungolo, manca però purtroppo sempre l'aiuto ai genitori. Della tragedia ormai ne parliamo da giorni e giorni e giorni. Un'ultima domanda, l'ordinanza è però discutibile, diciamo interpretabile da parte dei sindaci, perché le chiedo questo? Perché lei ad esempio adesso ha detto aprite i parchi, le ville, le ciclostrade. C'è scritto nel DPCM. Esatto, però ho già notato in giro che alcuni fanno un po' diciamo a personale interpretazione comunale. Ma i sindaci sono l'autorità e hanno la responsabilità nei loro territori, per cui se un sindaco, siccome il DPCM dice evitando assembramenti, evitando tutta una serie di robe, se uno dice cavoli nel mio parco qui ci fanno una sagra senza le giostre, può fare un'ordinanza, chiude il parco, cioè il sindaco è legittimato a prendere le decisioni. Cioè qua lavoriamo tutti in squadra. Guarda, io penso anche che sia l'occasione per ringraziare anche i sindaci del Veneto, che si sono dimostrati assolutamente, come si può dire, molto di buonsenso e vicini ai cittadini e anche pazienti, perché mi rendo conto che noi presentiamo le ordinanze così, però capite che cioè, se queste ordinanze devono uscire da tavoli di discussione o quant'altro, facciamo le ordinanze per maggio, le facciamo a luglio, ma non per colpa dei sindaci, perché il tema di incontri, controincontri, affinamento, eccetera, guardate, poi siccome la firmo io e rispondo io, le dico, questa penso che sia rispettosa dell'autonomia dei sindaci, del DPCM, perché non c'è un punto contro il DPCM, ma c'è piuttosto qualche nota interpretativa che dà più l'abito sartoriale su misura in Veneto, ad esempio la navigazione, tanto per citarne uno, no? O la piscina, ho fatto prima l'esempio dell'allenamento in piscina. In quegli ambienti le chiedo, i piccoli bar piuttosto che possono riaprire... Ah scusa, mi ricorda comunque l'assessore Bottacin, che lui ha seguito tutte le riunioni con i sindaci, quindi ne parla costantemente, penso anche stamattina li ho visti, no? Anche stamattina alle 11. Noi facciamo dall'inizio dell'emergenza degli incontri frequenti con i 7 presidenti di provincia e con il rappresentante dell'ANCI, Mario Conte, quindi i sindaci sono costantemente informati, aggiornati, tenuti al corrente anche sulla questione dell'ordinanza. Vi chiedevo all'interno delle strutture sportive, anche i piccoli bar possono riaprire o ancora no? Al momento no, lo dico apposta per far capire. No, purtroppo no. Però insomma guardate, adesso la vera fase è quella che da qui, che ci giochiamo, è quella da qui al 18. E qui bisognerà trovare col buon senso, facendo un percorso assieme a regioni, assieme al governo e cercando di trovare una soluzione per tutto quello che rimane chiuso. Cioè è impensabile immaginare che si pensi che qualcuno possa aprire il 1° di giugno. Vi esorto a fare una riflessione che facevo stamattina con i consiglieri. Immaginate di essere a metà fine luglio, avete visto che sole c'è oggi, vi fermate un attimo e dite ma avremmo potuto votare oggi, ma 2 mesi fa hanno deciso di no. Vi lascio questa riflessione.
Grazie Presidente. Allora, Antonella Prigioni. Buongiorno Presidente. Ciao Antonella. Non si può uscire di regione se non per motivi Validi. Chi esce per motivi validi, quando rientra deve rimettersi in quarantena? No, Non assolutamente. deve segnalare nulla? Guarda, uno dei casi tipici che abbiamo affrontato in più occasioni e anche agevolato, aiutandoli anche a compilare, perché guardate, noi qui facciamo un'azione anche di aiuto di compilazione di domande, eccetera, e quindi ringrazio tutti coloro che sono qui in sala operativa, protezione civile, e tutti insomma quelli che lavorano, è quella dell'andare a trovare il genitore, capita spesso, che si è gravemente infortunato o ammalato improvvisamente, magari fuori regione, e soprattutto con la Lombardia e il Friuli Venezia Giulia ne abbiamo tanti, e quindi capite che è stato un problema all'inizio, insomma l'abbiamo inquadrato, cioè i validi motivi ai cittadini sono validi motivi, un familiare che si ammala e una cura urgente che bisogna fare, un appuntamento da uno specialista, cioè chi magari va fuori regione, penso ai lombardi o agli emiliani o ai romagnoli che vengono in Veneto per curarsi, insomma sono tutti validi motivi. Passiamo ai giornali e non, ai colleghi che scrivono non potendo essere presenti. Cominciamo con Andrea Ceroni che pone un tema secco. Posso prendere la macchina a Jesolo e fare una lunga passeggiata in spiaggia? Scusa, ma dove abita? Posso arrivare da Vicenza con la mia macchina a Jesolo e fare una lunga passeggiata in spiaggia? Sì. Sì, perché può fare attività sportiva, sì, anche nuotare. È previsto che, ma è fatto il DPCM che lo dice oltretutto, è previsto, ma lo diciamo noi in maniera particolare, è previsto che l'attività sportiva individuale tu la puoi fare e puoi raggiungere il luogo dove vuoi farla, per cui se uno si deve specializzare a correre in spiaggia, correrà in spiaggia, o se vuoi che lo dica. Non c'è rischio così che le spiagge sono prese d'assalto, Ma è vietato l'assembramento e l'uso della mascherina. Ma del resto dobbiamo abituarci pian piano a un percorso verso la normalità, e la normalità, se qualcuno ancora non l'ha capito, per un periodo della nostra vita sarà con la mascherina. Cioè non vorrei che qualcuno, questa è una forma, come si può dire, di avvicinamento a una nuova vita che durerà un po' di mesi, che è quella della mascherina, per questo la rendiamo ancora obbligatoria. I ciclisti chiedono per esempio... Possono andare? Scusate ragazzi, un po' d'ordine, tenete le domande. No, possono andare. Van Zan, prima domanda, sono ipotizzabili deroghe per l'utilizzo dei giochi nei parchi e giardini pubblici da parte dei bambini con autismo? Giochi in che senso? L'utilizzo dei giochi nei parchi per i bambini. Ma guardate, io penso anche per dare un segnale al mondo degli spettacoli viaggianti che potrebbe essere un bel segnale. C'è le giostrine, iniziare almeno dei parchi pubblici, perché si inizierebbe già a dare un segnale. Adesso oggettivamente dire che il trenino o la giostrina, intanto ci salgono i bimbi che sappiamo che naturalmente sono quelli che meno si infettano, possono avere la mascherina, comunque sono distanziati perché non stanno attaccati, almeno diamo un segnale di come si può dire, anche di normalità a sti bimbi, perché poi i bimbi vedono veramente, pensate che con che angoscia hanno vissuto i bimbi, io lo vedo dai disegni che mandano, infatti li stiamo facendo anche visionare e validare dagli esperti di psichiatria infantile, per far modo anche di capire se c'è un percorso, anche una narrazione di quello che mandano, no? Perché usano delle parole che per noi magari non hanno significati, ma nell'unicum magari ne viene fuori anche qualcosa di importante. Seconda domanda, secondo lei quando potranno essere aperte anche le altre attività economiche in Veneto, secondo gli indicatori del decreto del Ministro Speranza? Ma io spero che si possa affrontare velocemente anche la fase 2 bis, definiamola così, perché se la chiami 3 finisce a settembre, cioè diciamo che da qui al 18 bisogna decidere queste robe. Domenico Basso, TVA Vicenza, direttore, in questi giorni c'è molta, due domande, la prima, in questi giorni c'è molta più gente in giro e non tutti hanno capito che il virus è dietro l'angolo pronto a uccidere di nuovo, si vede gente con mascherine abbassate, gruppetti di persone che parlano come ai bei tempi. Forse non sarebbe il caso che i sindaci attuassero controlli più serrati e che i trasgressori venissero stangati, e adesso che si decide il nostro futuro? Sottoscrivo ogni parola, ma la sottoscrivo perché, ripeto, se fosse un virus che ti vede discutere una partita individuale, vabbè, ma qui ognuno che non porta una mascherina è un irresponsabile, punto.
Il che non sto incitando nessuno ad azioni manesche o quant'altro che sono da condannare. Abbiamo già visto che è accaduto ed è una roba vergognosa quello che è accaduto, nel senso che non si vanno a picchiare le persone, però è pur vero che non possiamo tollerare, e esco dalla vicenda che è accaduta, ma parlo di quello che segnalava il direttore Basso, non possiamo tollerare che ci sia chi fa il fenomeno in giro. Di fenomeni non abbiamo bisogno in sanità. Seconda domanda, il no alla mascherina, cioè il no alla mascherina mentre si fa, specifico io, l'attività agonistica, vale anche per il Nordic Walking, è uno sport anche questo che implica uno sforzo. Ma ancora non abbiamo le bacchette e basta. No, guardate, sì, immagino di sì, perché se il dispendio energetico prevede iperventilazione e ossigenazione del sangue importante, la mascherina va in ipossia. Cioè vuol dire cosa? Che tutte le attività fisiche che prevedono, ma anche durante un'attività lavorativa che prevede grande sforzo fisico, cioè tu non puoi avere la mascherina, ma questo ce lo dicono i clinici, è stata un'osservazione che ci hanno fatto avere i clinici, cioè evitate la mascherina quando c'è tanta respirazione, perché è come respirare dentro in un sacchetto. Avete mai provato? Da bimbi si provava, no, anzi non si possono dire queste robe, che poi no, vabbè, ci siamo capiti, no? Boh. Il direttore Ancetti chiede e dice che le domande che più frequentemente arrivano al giornale riguardano le autocertificazioni, servono ancora? Sì, c'è un nuovo modulo, c'è una versione 3 adesso, 4. Per i coniugi resteranno gli atti tutte le storie. La collega Carollo di Mesa manda una bellissima foto di vogatori in fila in uno scalmo, non so come si chiamano, in questi veneziani. Sì. Dice, ma questi potranno remare, potranno vogare oppure no? Fanno attività fisica, hanno fondamentalmente un distanziamento sociale, sono all'aria aperta e fanno grande sforzo fisico, attività intensa, quindi non devono mettere la mascherina. La mettono nel momento in cui vanno via di abbrivio, si fanno dondolare dalle onde e allora devono mettersi la mascherina. Notizie Plus e TG Plus, la collega Maier. Si sta attivando per consentire alle squadre di calcio venete la ripresa degli allenamenti individuali? Abbiamo fatto oggi. È oggi nell'ordinanza. E dal MAS, mi pare sia l'ultima, Asca News, dice, lei ha detto che una certa ripresa di contatti, ma l'aveva chiesto indicativamente anche Filippo Tosato, è da mettere in conto in quali misure, in quali settori, a quali livelli riscatterebbe lo stop? No, guardate, intanto dobbiamo avere più giorni continuativi, adesso stiamo valutando se 7, 8, 10 giorni di incremento quotidiano e poi secondo una certa percentuale, ci sono delle elaborazioni che stiamo facendo. Però guardate, quello da cantiere è molto più immediato, non devono aumentare né i ricoveri né i contagi, né le terapie intensive. Sui contagi vi dico che è un dato, continuo a dirlo, abbastanza aleatorio, perché dipende dai tamponi che fai, dipende anche dalla politica dei tamponi che fai, quindi non solo la quantità dei tamponi ma anche la qualità dei tamponi. Capisci che se tu non sei andato a tamponare tutti gli ospiti delle tue case di riposo e hai dei tamponi fatti nella popolazione, ha un altro significato. Io sono andato, diciamo, nel covo del virus e altri magari sono andati a fare delle campagne, che so, tra i volontari, e quindi sono meno esposti di coloro che sono nelle case di riposo. Volevo dire una roba, visto che parliamo di tamponi, volevo ringraziare ovviamente l'Università di Padova, il professor Crisanti, e in particolar modo i cittadini di Vo. Vo deve avere una medaglia al merito, deve avere un'onorificenza, ma non lo sto dicendo come battuta, lo valuti anche il Capo dello Stato. Perché? Perché penso che vedere una comunità che ci rappresenta, sono veneti, che si mette a disposizione, bimbi compresi, ma voi vi ricordate da bimbi quando c'è da fare la puntura? Sono i bambini in fila che si fa fare il prelievo del sangue e tutti lì dedicano ore a mettersi in fila, e quindi abbiamo 3.000 prelievi di sangue, poi verrà fatto la mappatura del genoma, verrà fatto il test serologico, il tampone, guardate che è una roba unica, parlate di questo, non è solo un case history di natura sanitaria, ma è anche di natura di civiltà, di senso del bene comune. Allora io dico, vedo uno senza mascherina e vedo 3.000 persone a Vo
incolonnata per farsi fare un prelievo che servirà a combattere il virus per tutti, cioè un senso di senso del bene comune. Allora capite? Cioè, va valorizzato. Dopo essersi fatto 14 giorni di quarantena, tamponi in ingresso, tamponi in uscita, non so, qualcuno di voi ha fatto il tampone, non è proprio il massimo della vita farsi un tampone, cioè di meglio nella vita. Prego. Mi hanno mandato un messaggio, nei 2 giorni 1,650 prelievi, in coda alle 8:30 50 volontari stamattina. Ecco, 50 volontari stamattina, i primi 2 giorni 1650 prelievi. Guardate, io ho visto le foto, i bimbi in coda, lì, a fare il prelievo, magnifici, quindi veramente i miei complimenti a quelli che sono, direi anche, cioè, la sublimazione dei veneti ce l'abbiamo a voce per quello che hanno fatto, veramente, ci sta facendo fare una figura di altissima qualità a livello internazionale e anche di un grande segnale di civiltà. Presidente, sempre in questo ambito, il collega Basso ci gira la domanda. Comunque, ve lo anticipo, dirò a Ciambetti che dia il premio Leone, il Leone che si dà come riconoscimento annuale a un'autorità che venga data alla comunità di Vo, assolutamente. L'abbiamo dato a Federica Pellegrini l'anno scorso e io penso che sia pronto Vo. So che lì c'è tutto un comitato di gente che pensa, verifica, però bisogna dargli un premio straordinario, va dato. Evito incidenti diplomatici, io glielo darei anche subito, ma siccome c'è il Leone del Consiglio e tutto per la Regione, è giusto che chiedo che si valuti fino in fondo questo. E l'ultima domanda mia è un'osservazione che arriva dalla figlia di un non vedente che pone un tema, devo dire, toccante. I non vedenti si devono recare al lavoro con mezzi pubblici e vivono momenti di angoscia. Come facciamo, dicono, a percepire i distanziamenti, cioè quindi i posti segnati con la croce? Oppure entrare e uscire laddove non c'è l'accompagnamento a voce sull'autobus? Beh, quello è un problema che se c'era anche prima e va risolto, ma non dipende dal coronavirus. È un problema grave, ma non c'entra niente con il coronavirus. Invece il tema del distanziamento è un altro tema. Posso dire, siamo una comunità e siamo civili. Un non udente lo si vede e l'appello a tutti di fare anche quell'opera di, come si può dire, di assistenza civile che un popolo civile fa. Perché c'è inutile che io stia a dire che una donna incinta deve essere fatta accomodare in un autobus. Mi sembra l'ABC o un anziano. Basta? E i colleghi delle TV incombono, Fois e Emiliano, e poi chiudiamo. Perfetto. Allora, la mia prima è una cosa rapidissima, si possono fare i traslochi, effettuare i traslochi? Sì. Perfetto. La seconda invece, non so se sia l'assessore Lazzarini che più dentro la vicenda, mi chiedono se ci sono delle date per la ripartenza e le modalità di esecuzione delle terapie a domicilio comportamentali che le professioniste effettuano a casa dei bimbi affetti da disturbo dello sviluppo. Domani facciamo un incontro con tutte le associazioni, insomma, per dare allo sblocco di questa attività. L'ultima domanda invece, Presidente, su quello che riguarda i mezzi pubblici, che è uno dei nodi fondamentali anche della lotta al contagio da coronavirus, perché ci segnalano proprio che in diversi autobus, per esempio qui nel veneziano, almeno un 30% delle persone non indossa la mascherina. È pensabile che ci sia un corpo speciale, magari di vigili? Ma guardate, io penso che sia una sconfitta fare un corpo speciale. Allora, chi è che metterebbe le dita dentro la presa della corrente? C'è qualcuno che metterebbe le dita? Solo uno che vuole togliersi la vita. Non capisco perché la mascherina venga percepita come è una mania di Zaia o di qualcun altro. Io lo trovo scandaloso. Guardate, perché non possiamo avere un sensore? Perché sarebbe da rifiutare le cure a chi non la porta. Lo dico ovviamente come provocazione. Cioè, quando arrivi in ospedale noi non sappiamo se ti sei comportato bene o male. Però se potessimo saperlo, almeno sapremmo chi abbiamo davanti. Avremmo anche un dato epidemiologico, perché se uno non la porta capisci perché ti arrivi in ospedale. Però guardate, la roba più tragica è che si mette a repentaglio la salute di altri cittadini e questo è molto più grave.
Emiliano, poi l'ultima domanda e chiudiamo. Volevo sentire, Presidente, Prego. la vostra opinione sul plasma, che sta dividendo o sta anche un pochino accendendo la speranza. Diciamo, sentivo anche Crisanti che ne parlava bene, insomma. Avete qualche riscontro? Oh sì, il So riscontro. che le sperimentazioni sono molte in questo momento. Noi abbiamo 12 pazienti in sperimentazione. Plasma cosa vuol dire? Prendiamo il sangue, ve la dico in maniera banale, quindi mi scuso con i clinici, ma così capiscono tutti. Preleviamo il sangue da chi è stato malato e sappiamo che ha già gli anticorpi neutralizzanti. Prendiamo la parte di sangue che è il plasma, viene lavorato in laboratorio, va messa in dei contenitori nelle sacche, dopodiché quando c'è un malato si inietta il plasma perché ha gli anticorpi dentro. Ve la banalizzo molto, però tutti capiscono. Cioè gli antagonisti del virus li iniettiamo e le cure funzionano, nel senso che si vede che il trattamento con il plasma va in questa direzione. Noi siamo stati i primi ad applicarle, abbiamo una sperimentazione in corso che è iniziata penso per primi in Italia, però è pur vero che è cambiato il mondo nel giro di un mese e mezzo. Cioè pensate che siamo partiti un mese e mezzo fa che sembrava una roba veneristica, a parte il fatto che si è utilizzato anche con la spagnola questa modalità a inizio secolo. E poi ad oggi abbiamo un sacco di aziende, si dice che ci siano almeno 160 test sierologici disponibili sul mercato. Cioè c'è stata una proliferazione paurosa. Quindi adesso siamo agevolati dal fatto che dobbiamo preparare sacche pronte per settembre, ottobre, quando magari ci sarà una recrudescenza e quindi avremo anche la cura e la terapia con il plasma. Grazie. Prego. Ragazzi, l'ultimissima domanda, poi chiudiamo. L'asporto, dice la collega Nicolussimoro del Corriere del Veneto, chiede: l'asporto può essere proposto anche ai cittadini che abitano in un altro comune rispetto a quello del ristorante? Sì. Non è che il cliente che si sposta per andare a prendere il cibo fuori comune, comunque nell'ambito della regione, rischia di essere multato? No, perché può andare a prendere il cibo, dopo dice anche che andava da Amorosa, c'è a posto. Signori, no, volevo dire, vi lascio con una riflessione se volete inquadrarla. Questo qui è un bimbo di 8 anni, questo è il bambolotto del bimbo, no? Della bimba, non so. Bimba di 8 anni. Non c'ho il nome perché non c'è. Non c'è il nome. No, non c'è il nome, ho guardato anche nella mail che c'è stata mandata. Non c'è il nome. 8 anni, mette la mascherina alla bambola. Ecco, c'è qualcuno che ha molti più anni degli 8 anni e non ci arriva ancora a capirlo. Vi ho detto che si è rovesciata la piramide. Quelli che erano ritenuti irresponsabili sono eccezionali, che sono i ragazzi, che hanno un senso di responsabilità di comunità pauroso. E purtroppo noi adulti invece qualcuno marca male. Ma mostra anche quello che diceva lei, Presidente, prima, come è cambiato per i bambini la percezione Ma certo, ma ormai i giovani sono predisposti culturalmente al tema della mascherina, per i bimbi non ne parliamo. E il problema è che questa è un'abitudine di vita che dovrà anche interessare noi, gli adulti, gli anziani e tutti. Grazie e buona domenica, ci vediamo domani con un po' di bilancio sulle aperture. Grazie e un po' di novità anche domani. Grazie.